Già ieri eravamo in calo, già oggi alle 8, quindi con la rilevazione abbiamo 420 positivi nella nostra provincia e siamo quelli che hanno più positivi di tutto il Veneto, purtroppo. I timori si sono avverati e puntuali come un orologio, gli effetti di cenoni e feste per il Capodanno si cominciano a vedere dal giorno della Befana. Amarezza e preoccupazione nelle parole del direttore generale dell'ULSS 2 nell'analizzare i dati dei contagi nella Marca, che confermano come le 2 settimane delle vacanze di Natale siano le peggiori dall'inizio della pandemia per numero di contagiati e poi a cascata per ricoveri e decessi. Noi speravamo, grazie a questo mini lockdown, di poter, come dire, alleggerire, ecco, il numero dei contagi. Scarso rispetto delle regole a partire dalla visita a parenti e amici, per non parlare poi di chi ha violato isolamento e quarantena o ha fornito numeri di telefono errati per non essere rintracciato. E purtroppo, ribadisce il dottor Benazzi, non si tratta di casi isolati, comportamenti irresponsabili, leggerezze individuali che finiscono per essere pagate dalla collettività, da chi resta a casa, da chi deve tener chiusa la propria attività, dai ragazzi che non possono andare a scuola. Vi chiedo adesso, da quello che ho capito, continueremo a mantenere, ecco, questi mini lockdown. Per cortesia, ecco, rispettate le regole, evitate di affollare le case di amici, evitate di trovarvi a far pranzi, visto che c'è stata questa possibilità in fiducia di dare che ognuno può andare a trovare, in due possono andare a trovare un amico. Ecco, mi raccomando, perché effettivamente questo è stato per noi deleterio. La speranza è il vaccino, l'ULSS 2 preme sull'acceleratore. Oggi le vaccinazioni sono proseguite al personale degli ospedali di Conegliano, Castelfranco e Oderzo e l'azienda sanitaria, se arriveranno le dosi, è pronta a partire dopo gli over 80 che dovrebbero essere vaccinati a febbraio con il resto della popolazione. Per vedere la luce, oltre il tunnel, bisogna vaccinare, per cui tutte le forze, lo dico, le metteremo in campo per vaccinare. Se arrivano i vaccini, noi vaccineremo, voglio dire, se serve anche H24.